Buongiorno Umberto, una giornata un po' particolare oggi, eh? Giornata lunga, dai. Ma lo sai che oggi sarò la tua ombra da adesso, dalle 9:30 fino a dopo il terzo tempo. Ah, bene, dai, vediamo che così condividiamo, speriamo delle gioie, dai. Quindi seguiremo tutto il match day di oggi, di questa giornata particolare. Siamo il sabato del derby Rovigo-Petrarca, forse assolutamente la partita più sentita dalla tifoseria rossoblù. Sì, diciamo il derby d'Italia, rossoblù, ma penso anche dei petrarchini. Bene, adesso ti seguiamo. Dove andiamo? Prima tappa di oggi? Dai, andiamo a bere un caffè. In piazza Rovigo. Prima in piazza andiamo da due in un posto dove vado ogni mattina quando sono qua a Rovigo. Bene. Allora, questo è il programma di oggi. Pranzo alle 11:30 e poi a seguire 11:15 pranzo, 13:30 spogliatoio, meeting in sala video, inizio fasciature, arbitro, riscaldamento. E il piano di gioco di oggi? Segreto. Tanto i petrarchini che non credo abbiano microspie nella tua macchina ancora. Abbiamo fatto delle variazioni alle ultime partite su dei lanci di gioco. Speriamo che funzionino. E un'altra cosa, vogliamo giocare molto sul campo loro, prendere il territorio e cercare di prendere punti il più possibile, soprattutto all'inizio partita, i primi 20 minuti essere molto molto disciplinati sul piano di gioco, pochi rischi e prendere il massimo dal punteggio. Buongiorno. Questa è una tappa che faccio. È appena uscito dal Grande Fratello VIP ovviamente. Mi fai 3 caffè. Ma senti, oggi è una giornata particolare, sei allo stadio dopo? Io farò di tutto per andare, non nell'immediato perché lavoro, però poi almeno il secondo tempo sì, non si manca i derby. Ci mancherebbe altro. Non ti chiedo neanche il pronostico perché no, assolutamente, quello non si chiede. Ok. Senti, ma sai dove alloggia lui? Dove dorme? Sappiamo tutto di All'hotel Petrarca. Ma è scelto per scaramanzia? No, è scelto, infatti il presidente, siamo andati a fare la cena di Natale lì e il presidente Zambelli, l'unica cosa che ha questo hotel qua è il nome, che non funziona. Ciao, grazie. Ciao, adesso dove andiamo? In piazza? Sì, adesso dai. E ho sempre detto che un allenatore passare per Rovigo è una cosa importante, uno per la gestione anche del fuoricampo, perché ci sono 3 giornali che ogni santo giorno hanno una pagina per la Rugby Rovigo, succede qualcosa e è sempre allargata all'ennesima potenza. Comunque per certi aspetti è bello, per altri se le cose vanno un po' male è un po' difficile da sopportare. E qua sei in mischia tutta la settimana. La città in mischia, come la chiamava la più grande firma italiana Luciano Ravagnani. Sì, chiaramente. Che salutiamo. Magari ci vedrà dal suo eremo al Lido di Venezia. Beato lui, bella location per vivere. Qua speriamo che a maggio ci sia tanta gente. Perché qua che di solito si celebra gli scudetti. Sì. E i tuoi giocatori vivono la città? Sì. Ma cosa fanno questi ragazzi? Sono tutti... abbiamo il doppio allenamento, lunedì c'è tutta riunioni, c'è un allenamento al pomeriggio, martedì c'è doppio allenamento, mercoledì c'è doppio allenamento, mattina e pomeriggio, dopo il giovedì sosta, riposo
e dopo il venerdì alle 3 rifinitura, l'ultimo allenamento per mettere a posto tutte le cose e dopo il sabato la partita. Ma di solito fondamentalmente sono ragazzi che studiano o c'è qualcuno che lavora? No, sì, no, nessuno che lavora, c'è solo Barion Studenti che o fa professionisti? sono tutti professionisti e studenti. Sì. È difficile perché ci alleniamo alle 3 del pomeriggio e alle 9 della mattina, è difficile. Diciamo che Barion è l'unico che è poliziotto, che ha i turni. Quindi sti ragazzi che studiano o fanno finta di studiare? No, studiano, sono bravi. Quindi sanno che Petrarca non è solo una scuola di rugby, per esempio. Sì. Questo è il Santa Santorum degli allenatori della Rugby Rovigo. Qui si custodiscono gelosamente tutti i segreti, le giocate e quant'altro. Risolvere il problema pensando tutti a una soluzione. Questa è la chiave. Non uno pensa a un chase, l'altro a fare un drive, l'altro a fare ok. Dobbiamo mettere pressione a loro. Attacco e difesa, stop. In qualsiasi maniera cerchiamo di organizzare dopo 1, 2, 3 punti di incontro che fanno gli avanti. Ok, bisogna che abbiamo l'organizzazione dietro, Decision making 100 all'ora, qualsiasi sia il decision making. La cosa più semplice, iniziamo con cose semplici, Cambio d'angolo e portiamo avanti il pallone, Prima cosa, i primi 20 minuti, prendere la linea del vantaggio e vincere l'1 contro 1. Basta. Ok, non andare in zezza, andiamo ora vai, dai. Andiamo là a bere, dai, Fioi, testa fredda, Fioi, 6 minuti boys, easy, 6 minuti. Tranquillo, Testa.
Gran difesa Fiori oggi, gran difesa. Lasciamo le rack, correre guardie, e saliamo Fiori, gran difesa oggi, concentrati, disciplina. Boys, we're done talking. Now's the time to fucking work. Get on the field, do your fucking job. That's the only thing. Keep quiet to the ref. Exit. Technique, the whole time. We're fucking spingy, and we fuck them up. Forwards, you know what to do. Backs, every forward believes you're gonna fucking execute and you're gonna go score. We're gonna win this fucking game. Time, boys! You see me? Let's go! Dopo l'entrata della squadra della performance migliore, dopo il minuto di massimo Davini. Si comincia, coach. Dura. Due, 4, 3, 6, 5. Live speed! Occhio dietro! Stop talking, beve, importante quando noi calciare, importante c'è difesa da lì. Semplice, cosa ha detto Umbi, semplice, mischia, ok, cosa fare? Ragazzi, la mischia più forte, noi non deve giocare con la mischia. Va bene, ex va bene, tranquilli, ok? Penalità, la prossima è già. They're coming! Listen, they're gonna come. We kick, we put pressure, we take the pressure, we play back there. We don't make silly choices, ok? Allora facciamo 5 subito, lasciamo bloccarci lo cane, quindi subito. Let's go fucking do this, Hey! Let's go! No penalità! Base 5! Occhio al doppio blocco! No, fallo, via le mani! Occhio!
Perché il cielo è rosso-blu stasera, No, è stata una partita dura. Abbiamo fatto tante cose in settimana, è stata una settimana un po' particolare. Avevamo una buona partita, ma qualcosa abbiamo sbagliato tecnicamente, ma abbiamo messo il cuore che serviva. Mi sa che è difficile, comincia adesso. Il terzo turno. Per arrivarci bisogna tenere anche la testa a posto, vedete che i risultati vengono. Comunque oggi è venuto, complimenti, bravi e speriamo che duri così. C'è solo un presidente!